notizia in qualche maniera ci ha colto abbastanza di sorpresa e ci ha preoccupato, come deve essere il giusto. Sono state fatte tutte quelle attività che dovevano essere assolutamente fatte nell'immediato, la sanificazione degli ambienti per esempio, ma era una operazione che già avevamo fatto almeno 2 volte nei periodi precedenti, nelle settimane precedenti, così come quotidianamente viene fatta la sanificazione di tutte le autovetture e poi sono stati fatti i tamponi a tutti quegli operatori di polizia che erano stati più vicini alla persona che è risultata positiva al test. Tamponi che sono risultati fortunatamente tutti quanti negativi. Una situazione di relativa tranquillità, la stiamo monitorando. Qualche operatore, malgrado il fatto che il tampone fosse stato negativo, per maggiori precauzioni è stato lasciato a casa in isolamento per qualche altro giorno. Insomma, stiamo andando avanti sperando che tutte le misure che avevamo assunto nei giorni precedenti, anche su indicazioni precise e puntuali da parte del Dipartimento e nello specifico della Direzione Centrale di Sanità, siano riuscite a contenere per il meglio il rischio di un contagio. In questo momento come si sta comportando il territorio tarantino? Io ritengo che la risposta del territorio sia assolutamente positiva. Verifico una comunità che in linea generale sta venendo incontro alle indicazioni che provengono dal governo, ma direi da più parti. È chiaro che ci sono delle eccezioni, ma è altrettanto chiaro che a chiunque che faccia un giro tra le strade di Taranto, ma anche degli altri comuni della provincia, che il rispetto delle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie, da quelle governative, è generalizzato, e questo è un fatto che mi fa molto piacere verificare e che mi conforta, che sicuramente potrebbe essere foriero di una tenuta complessiva da parte della provincia, sempre che si mantenga questo trend, perché non bisogna assolutamente mollare. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a rimanere a casa, non dobbiamo assolutamente deflettere da questi nostri sforzi. Evidentemente la gran parte dei tarantini sta dimostrando grande responsabilità e di questo va dato atto e assolutamente merito, ma dobbiamo pensare che siamo ancora in mezzo al guado, che il problema non è assolutamente risolto e che ci viene richiesto di continuare negli sforzi, nei sacrifici, perché di questo sicuramente si tratta, che ci è stato chiesto di fare, ma ci è stato chiesto di farlo per il bene di ciascuno di noi e per il bene dell'intera comunità.